Ricollegati con Perugia Casaglia, un comune di Perugia, come già detto in altra intervista, e quindi visto che Stella, mi aiuti, locanda, vineria, ristorante, abbiamo un po', come dire, non messo in sequenza come dovrebbe essere, sarebbe ristorante, vineria, locanda, tra l'altro categoria appunto 2 stelle, come categoria appunto hoteliera. Stella è il cognome della mamma della signora che gestisce e che abbiamo sentito appunto in precedenza, qui fino ad ora tutto chiaro. Vineria se ne occupa il marito polacco, anzi polacco del tutto, no? Dice, è un polacco, no, è polacco proprio al 100%, proprio non so di quale città, comunque, e lo chef, eccolo qua, arriva diciamo la domenica per il pranzo, che è praticamente l'appuntamento anche nei festivi che ci sono stati per tutto il mese appunto di aprile. Adesso con maggio i ponti ovviamente sono finiti, ma avremo quello del 2 giugno, giugno, tra l'altro diciamo sia un venerdì, quindi ecco, chiaramente anche in quell'occasione molto probabilmente si serve il classico, insomma, pranzo, diciamo, dove le famiglie si ritrovano. Penso che sia questo, ecco, insomma, il concetto, perché poi, come dire, il servizio del pranzo che voi non utilizzate, che penso sia, mi conferma la regola, Stella è un nuovo 3 gamberi, quindi l'ultimissimo nuovo 3 gamberi, insieme al ritorno del terzo gambero all'istituzione massima, penso, delle trattorie, osterie che ci possa essere in Italia e nel mondo, che è la Sangiovesa di Sant'Arcangelo. Sì. Non so se lei è d'accordo. Sì, certo. E quindi, ecco, quindi una cosa un po' anomala, ma anche la Sangiovese in effetti non apre a pranzo se non appunto la domenica. Quindi diciamo che solitamente questi che ci sono un po' in tutte le regioni, diciamo che le regioni in Italia penso che abbiano comunque un loro 3 gamberi, sono quindi distribuiti, non so se sono 50, 60, perché 34, no. Però so che si vede che qualcuno poi, come dire, ha perso il terzo gambero, magari non se ne è parlato, come quando si perde la stella Michelin, ecco, che ormai si fanno più pubblicità appunto nel perdere che nell'acquisirla, se non stiamo attenti, ecco. E quindi bene, chef allora al secolo, perché qui non abbiamo solo Stella che è appunto il nome del posto, con alcune camere tra l'altro assolutamente deliziose, decorate, devo dire con cura da chi ci vive praticamente o ci è nato, e quindi chef al secolo Nicola Passanelli. Ecco, che è il primo che risponde esattamente, nome e cognome, ecco, quindi al secolo in quel senso lì, e che proviene, mi diceva, perché partiamo proprio dagli inizi della scuola alberghiera. Sì, di Spoleto, che ho fatto negli anni '80. Poi ho sempre lavorato in un ristorante della zona. A Spoleto? No, io sono di Perugia, abito a Perugia. Andavo a Spoleto a fare la scuola alberghiera e poi ho cominciato durante il periodo scolastico, lavoravo anche. Cioè vai il weekend? Andavo anche a fare esperienze in questo ristorante vicino a Perugia. Tra l'altro nell'albergo, in un hotel? Il ristorante, sì, il ristorante di un albergo. Come qui ci sono alcune camere, sì, quindi il Park Hotel, che questo anzi, diciamo che io devo dire la mia ignoranza, perché in realtà grazie ai ristoranti io scopro i posti, ecco, quindi mi sto acculturando giorno dopo giorno grazie anche a questi premi riconoscimenti. Quindi cosa succede? Io andando a Roma, andando al sud, chiaramente partendo da Milano Marittima, imbocco la E45 e quindi sfioro in realtà Perugia. Perugia è chiaramente questa città bellissima che il mondo ci invidia chiaramente, e quindi diciamo si sfiora Perugia perché poi Perugia chiaramente devi salire a Perugia in un certo senso, quindi ecco la sfiori e tiri dritto, ma in realtà noi qui siamo a Perugia, come anche lei dove stava appunto al Park Hotel, quindi ti fai un po' un'idea di Perugia. Questa è Perugia, ogni tanto c'è anche qualche incolonnamento verso l'autostrada, verso anche l'aeroporto, eccetera, eccetera, mattina presto, insomma, questa insomma è Perugia, in realtà
Perugia viaggia sicuramente in coppia anche con Umbria Jazz, no? Certo. Ecco, quindi è il contesto chiaramente della città alta, del non trovare parcheggio, ecco, un po' tutte queste cose qua, e quindi ecco, diciamo, c'è questa, insomma, Perugia fuori casello, se vogliamo, ecco, quindi c'è proprio a portata di mano, oppure c'è chiaramente, come a Bergamo, ecco, Bergamo Alto, Bergola Bassa, chiaramente, che non è chiaramente deliziosa come Bergamo, che adesso è una delle due città della cultura, Brescia e Bergamo hanno messo assieme. Bene, quindi ecco, gli inizi sono stati, diciamo, questi. Sì. Poi tanti anni ho lavorato lì, per circa 18-20 anni. Poi, però. Sì, no, io generalmente quando è un posto sto molto, se mi trovo bene. Beh, ci sono, devo dire, questi chef, anche maître, direttori, che iniziano effettivamente con l'istituto alberghiero, quindi da giovani, che vanno in pensione, che sono ancora giovanissimi, chiaramente sono costretti ad andare anche dalla concorrenza, poi a proseguire la loro attività, perché chiaramente dopo, non so, 40 anni, sì, in un certo senso, comunque sei già pensabile, ecchiamente, ecco, ormai ci siamo, dico, sì, fra quelli là e quelli adesso sono qui, quasi. 6-7 anni. Ecco. Ok, perché lei poi in realtà è passato qui a Stella. Sì, sono passato qui. Ecco. Quindi lei è questo celebre chef a Perugia, questo importante albergo, chiaramente, che è stato ingaggiato. Ecco. Quindi quindi diciamo che una collaborazione con Silviare. Ecco. E ormai sono 20 anni, siamo sempre cresciuti, sempre con l'idea di cucina del territorio, diciamo molto naturale, è una cucina dove l'idea è quella di voler solamente aggiornare i piatti della tradizione con le nuove tecniche che tradizione umbra, o quando lei era giovane si è imbattuta in un celebre chef. Tra l'altro penso che Perugia, l'Umbria, comunque mi diceva Cannara, ha dato i natali a niente un po' di meno che Paracucchi, celebre chef a Parigi, che poi è andato a parare dalle parti di La Spezia, là, purtroppo lui e il figlio ci hanno lasciato, ahimè, ecco, quindi, però insomma immagino che qualche cosa appunto di francese, che poi magari è stato lanciato da un italiano a Parigi, magari in cucina ci sia stato. Cioè, lei ha avuto un cosiddetto mentor, ha avuto uno chef che insomma, le ha dato delle indicazioni. Lavoravo lì a questo ristorante a Monte San Giovanni, e poi quando sono venuto qui, diciamo che ho sempre cercato di fare dei corsi di aggiornamento, cioè mi sono impegnato per migliorare la cucina. Effettivamente già cucinavo bene, ma poi diciamo che sono dell'idea che se una cosa che si fa bene si può fare anche meglio, si può migliorare nel corso degli anni. E stando qui tantissimi anni, quindi ho avuto il modo anche di migliorare come si fosse. E questo è anche certificato ora da questo terzo gambero. Sì. Adesso non sei rimasto sorpreso, ecco, di questo titolo. Non ci pensavo, minimamente, perché ci sono chiaramente, dicevamo, un'altra trentina di locali in Italia che hanno questo riconoscimento. Non so se lei ci è mai capitato in uno di questi posti. Sì, in uno sono capitato. Che era? Sono qui a Spoleta. Questo sì. Sì, questo qui poi dopo. Certo, quindi aveva un'idea, chiaramente, no? Cioè, chissà se io potrò mai arrivare al loro livello. Cioè, l'idea mia non è quella di... lo vedo come un riconoscimento che ci hanno dato per il lavoro che facciamo, io non lavoro per riconoscimento. A me piace cucinare bene e che la gente sia contenta quando viene al ristorante. Poi dopo, se ci sono dei riconoscimenti, ben vengano. Bene, quindi il piatto quale potrebbe essere che ha fatto schioccare la scintilla, no? Che ha fatto sì. Forse con le carni, il piccione arrosto, facciamo oppure i conigli, ma anche la stessa la pasta fatta che facciamo noi, tirata a mano con mattarello, quel pane, lo stesso pane che facciamo con lievito madre. Sono questi gli elementi, insomma, che hanno caratterizzato le verdure, i contorni, che sono
guidi proprio il territorio, si affaccia anche il campo dove ci portano la verdura, insomma sono tutte queste cose semplici però fatte con una certa attenzione e cura, in modo che senza stravolgere il prodotto. Io se cerco, quando c'è una ricetta, se posso cerco di levare qualche passaggio piuttosto che vada insomma a complicare. È come è meglio togliere un ingrediente che metterlo, no? Togliere un ingrediente, anche togliere un passaggio, e anche sì, togliere, se una ricetta che c'è da tanto tempo, quel tempo che la faccio frequentemente tutti i giorni, poi vedo che se togliendo un passaggio, togliendo un elemento, questa ha lo stesso identico risultato, non vedo perché devo continuare a complicarmi la vita con... Certo. E oltretutto poi se togliendo anche un semplice passaggio, se c'è anche risparmio anche di energia da parte mia, anche il consumo di gas, certo. Oppure cercando di capire, di utilizzare degli strumenti adatti, semplice, dovrebbe essere una cosa banale, ma usare il coperchio quando si fanno le operazioni sulla stufa è fondamentale, c'è un grandissimo risparmio di energia. Anche quello. Sono cose queste qui che magari adesso se ne parla tanto, ma se un cuoco che viene da lontano già lo sa. Adesso no, perché siamo usciti da questi aumenti che ci sono arrivati, hanno incassato, perché un po' hanno incassato con questa cosa qua, un po' comunque ti clonano la carta di credito o il bancomat che sia, e quindi ogni tanto ci sono queste perdite, poi ritorna, fortunatamente tutto normale. Bisogna stare attenti quando si lavora, a evitare gli sprechi. Quindi sprechi è una cosa, ogni persona normale dovrebbe pensare che non bisogna sprecare. E poi va anche detto che insomma il prodotto, il frutto, anche il fagiolo, chiaramente scottato, che rimane appunto al dente, chiaramente sono elementi fondamentali. Cioè, a volte si pensa che proprio in continuazione lavorare e massacrare l'ingrediente, aggiungere tantissimi ingredienti, andiamoci piano. Io cerco di lavorare, cioè se già qui abbiamo degli ottimi prodotti del territorio, non devo andare a invadere troppo quello che è le caratteristiche organolettiche del prodotto, ma cerco di fare il minimo indispensabile perché sia buono. Le parole semplici, che poco si usa perché bisogna sempre mettere nuovi termini, basta che sia una cosa sia buona, semplicemente buona. Poi la gente deve rimanere contenta e non ci sono tutte queste cose di... C'è un esempio per spiegare tutto, che tendenzialmente, non so perché, si tende a sbucciare la mela, tutte queste cose qua. In realtà quando uno chef del suo calibro fa una macedonia, chiaramente affetta questa frutta mantenendo la buccia. La buccia fa parte è edibile, quindi tutte le cose che sono edibili. Anche nei formaggi stessa cosa, perché si rischia di perdere... si perde la cosa, quindi bisogna conoscere il prodotto e capire se quello che c'è, tutte le parti del prodotto sono edibili, quindi si lasciano. Lo stesso anche quando si lavora un pezzo di carne, sono vari elementi, adesso si parla molto di cucina di riuso, utilizzo, ma un cuoco lo fa normalmente, sempre, perché non è che stai prendendo un pezzo di carne, le parti le utilizzi per varie operazioni, sono dei ritagli che fai nel fondo, e poi quando tu vai a fare il piatto, a completare il piatto, quel gusto che aggiungi l'hai recuperato da una cosa che magari non avresti utilizzato. E questo ti aiuta insomma anche a fare nuove ricette, perché se tu hai sempre una certa quantità di materia prima riesci a un prezzo non esagerato, ovviamente tu ti trovi magari in un ristorante stellato, fai una materia prima che costa tantissimo, non puoi esercitarti. Noi la nostra materia prima è eccezionale, però capita a volte che se con l'esperienza le cose che rimangono, chiamiamolo rimane, però che non è la rimanenza, perché se un pezzo di carne utilizzo un pezzo per una cosa, un altro pezzo per un'altra cosa, con il tempo posso fare delle nuove preparazioni. Perché quindi come per esempio anche nei vini, qualcuno ultimamente ha detto perché scartare le uve, no? Buttarle, per dire, quando in realtà puoi fare una riserva selezionando e comunque fare, che so, quando si dice Amarone c'è anche il ripasso, quando si dice Brunello Montalcino c'è anche il rosso di Montalcino, quindi avere modo poi in qualche modo di riutilizzare queste cose. Nonostante è una cosa normale che poi
tipo le punte d'asparagi, è chiaro che c'è anche l'altra parte che non si butta. Ecco, fino a che non cioè si utilizza tutto, si può frullare, fare una crema e aggiungere la cosa che un gusto completo. E piatto a cui lei è più affezionato, se c'è. Non c'è. No, sono tutti i piatti che ci sono tutti piatti che abbiamo fatto, tutti quanti che abbiamo creato. E piatto che l'ha segnata, ci sarà. Piatto che l'ha colpita in momenti magari il riso, cioè il risotto è una cosa che mi appassiona molto, anche perché il riso, a parte il nostro fornitore è una cascina del Vercellese, che tra l'altro sono andato a trovare anche i nostri produttori di riso per conoscere meglio il prodotto, anche perché che si chiama? Si chiama adesso lo chef arriva subito. Intanto qui stanno servendo, si stanno preparando, perché sono veramente alcuni minuti prima delle ore 12, poi non so l'orario, se le 12 e 12:30. Ecco, abbiamo direttamente dalla dispensa Carnaroli, nella zona della Baraggia. GP è l'unica DOP italiana di Rovasenda Biandrate Maria, provincia di Vercelli. Questo è il produttore che abbiamo anche un altro produttore sempre della zona della Baraggia, che si chiamava Bistorfi. Questi sono i nostri. Quindi cosa facciamo qui? Cosa facciamo con questo? Questo facciamo un risotto, facciamo veramente il risotto. Poi abbiamo due varietà, generalmente sotto le due varietà abbiamo il Canarolo per fare il risotto, e poi per fare i nostri supplì di riso c'è un'altra varietà che si chiama Rosa Marchetti, che è molto adatto, un chicco medio piccolo, però è molto adatto per fare supplì, tiene molto bene la cottura, e diciamo che secondo me sarebbe utilizzare questo riso per fare una preparazione, sarebbe quasi un po' come nella paella, un po' come anche nei risi, cioè le varietà di risi sono tantissimi. Quindi ognuno, conoscendo quali sono le caratteristiche del riso, puoi adattarlo per diverse preparazioni, cioè non esiste solo il Carnaroli, ci sono tantissime altre. C'è anche il basmati è utilizzatissimo a livello internazionale. C'è il Sant'Andrea, c'è il Bodo, c'è tantissimi risi. Abbiamo un Erano. Sì, poi se tu poi vari territori in Italia che producono riso, la Baraggia, il Pavese, poi nel Delta del Po, c'è il Veronese, i terreni, il riso si caratterizza, sono più adatte certe coltivazioni di riso. Chiaramente il riso, questo è un chicco leggermente più piccolo, ma tiene molto bene rispetto al Canaroli medio. In queste della Baraggia è leggermente più piccolo, ma tiene molto bene la cottura, perché sta in un territorio dove prende l'acqua direttamente dal Monte Rosa, l'acqua che scorre dal Monte Rosa, viene qui e viene utilizzata per la coltivazione di questo riso. Bene. E il riso, che appunto che mi piace, perché conoscendo come prodotto e sapendo quali sono tutte le varie fasi di crescita, e poi quali sono le caratteristiche organolettiche di ogni chicco di riso, lo whisky, questo mi appassiona molto. Io per esempio nel mio piccolo ho avuto l'occasione di conoscere Rondolino, quindi il riso acquerello. È chiaro che è fondamentale chiaramente aver capito un po' tutte le cose che stanno dietro al riso, che riguardano chiaramente tutta l'attività e la vita che c'è dietro al riso di questi produttori di riso. Bene. E col vino? Il vino non... Lei è astemio quando non beve? Non sono astemio. Bevo poco, non ho una profondità conoscenza. Cosa ci abbiniamo con questo Carnaroli? Poi lei lo prepara aggiungendo il riso, mettendo, diceva... C'è un procedimento mio che ho sviluppato nel corso degli anni, conoscendo quali sono le caratteristiche del riso, e in utilizzo, ovviamente lo faccio solamente con acqua mediamente salata. La cipolla, non metto la cipolla prima, perché è un controsenso. La utilizzo semmai dopo. Ma di Cannara? Anche di Cannara, non solo, perché non sempre si può.
e quindi faccio tostare in padella con un leggerissimo filo d'olio, pochissimo olio, in modo che il calore del fuoco si distribuisca uniformemente su tutti i chicchi, e poi lo comincio a lavorare con acqua, lo copro con l'acqua calda, bollente, e lo faccio bollire non esageratamente tanto sulla padella per circa 10 minuti. Mascio ogni tempo le quantità di acqua che occorre. Una volta che il riso è stato, non lo tocco mai, anche perché non si attacca. Poi quando arriva verso dopo 10-12 minuti aggiungo l'ingrediente che mi interessa, lo faccio assorbire e poi dopo lo faccio la mantecatura fuori dal parmigiano. E in questo quadro lo trovo bene, soprattutto perché non mi richiede molta attenzione durante quando cucino, posso fare altre cose, sta lì come e ho notato che se non lo stai sempre a muovere, anche perché secondo me se lo muovi sempre si potrebbero essere dei chicchi inclinati, se stai sempre a muovere potrebbero spezzare, c'è una perdita eccessiva di amido, poi il riso viene colloso. Quindi secondo me la parte che va mantecata è solo alla fine va lavorato, e insomma è come quando fai salti la pasta che una volta che è cotta poi lo faccio tutto in quindi come farcitura, come ci fosse una pista, come farcitura che viene più utilizzata da lei. Noi facciamo un riso allora in inverno praticamente facciamo un riso con la zucca gialla e il mazzafegato, che è una salsiccia che viene un presidio slow food che viene prodotta nell'alta onda, città di Castello, Umberti, che contrariamente quando si può pensare che del fegato non ce n'è quasi niente, solamente una salsiccia fatta con maiale, con tutte quelle che sono le ripuliture di quando viene fatta la produzione dei vari salumi. Quindi di salsicce dovrebbero essere di fegato ce n'è il 4-5% e il resto sono tutti pezzettini di maiale, scatti che vengono, e carne di maiale che vengono fatte con questa salsiccia particolare che è aromatizzata con il finocchietto, cioè sia la versione secca che quella fresca. Noi utilizziamo questa fresca. Facciamo una zucca che cuocio al forno, poi questa zucca ne faccio una crema, e quando arriva il momento che il riso è quasi pronto a cottura metto questa crema, metto dei cubetti di zucca scottati e questa salsiccia leggermente scottata in padella, perché se poi la fai cuocere troppo esce troppo sale e quindi viene troppo saporito. E poi una volta mantecato lo aromatizzo con un po' di semi di finocchietto. Questo è quello che facciamo veramente in inverno. Poi invece in estate ci sono le zucchine, poi c'è lo zafferano che viene preso nella cascia, lo prendiamo, che è una zona particolarmente votata per la produzione di zafferano. Da cascia. Da cascia. Bene, quindi ecco, pesce, avete anche dei piatti di pesce di lago rigorosamente. Quindi... Sì, più vicino al lago, quindi mi sembra più coerente con il nostro modo di lavorare. Quindi cosa abbiamo, ecco, in questo senso? Utilizziamo l'anguilla. Iniziamo bene. In questo periodo non c'è perché non si può pescare. Che cos'è, novembre? È novembre il periodo dell'anguilla, dicono così a Comacchio, ecco, poi in realtà c'è chi ce l'ha tutto l'anno. No, noi adesso non ce l'ha ferma, poi facciamo la carpa del Trasimeno, la facciamo utilizzando le uova per fare un primo, che sono dei linguini con uova del caviale del lago, viene chiamato. E poi facciamo filetti sempre di questa carpa, la facciamo con la fagiolina che è nata presidio slow food qui del territorio, che viene sempre dal lago Trasimeno, e poi facciamo a volte si fa la tinca affumicata sempre con della pasta, poi latterini che sarebbe l'agone che viene fritto. E poi facciamo anche un'altra caratteristica, non sempre la troviamo. L'agone è scritto L apostrofo o tutto attaccato l'agone? Domanda da 100 milioni di dollari. No, chiedo perché io ne conosco molti di pesci di lago, però poi ne saltano sempre fuori, c'è quasi più scelta lago e fiume del mare, se non stiamo attenti. Cogli impreparato. E poi dicevo facciamo una c'è scritto nel menù, c'è. Adesso non c'è, perché sono latterini, li chiamo latterini, qui il territorio li chiamo latterini.
questi pesciolini del lago. E poi facciamo la carpa regina in porchetta, che ovviamente è un pesce di 9 kg, è la stessa carpa che viene condita con 9 kg, così forse sono anche di più. Così. Ah sì? Ah, lei c'ha proprio già la misura. Sì, quella che entra nel forno. Dalla testa alla coda. La testa che 10 kg. E qui viene farcita con il grasso del maiale e il prosciutto. Ah, ecco, quindi un mare monti. È un incontro quindi, tra il mondo contadino e il mondo dei pescatori, anche perché i pescatori in passato erano, oltre che essere pescatori, facevano anche attività erano anche contadini di lago, quindi questo era il pranzo della domenica, diciamo, che viene cotta al forno delicatamente e poi viene servita, e c'è quasi il sapore, insomma, di porchetta per quanto poi grasso del maiale, e condita anche con un finocchio. Quindi un terzo gambero che comunque, come certe stelle Michelin, ma anche seconda e terza stella Michelin, vanno a finire a chi cura la cucina lacustre e vegetale. Esatto. E anche andare a rivedere, andare a aggiornare. No, però per esempio sul lago di Garda si trovano quasi esclusivamente ottimi ristoranti col pesce di mare, ecco, piuttosto che il lago, ecco, quindi per farvi capire la nostra scelta di curare. Però prima non abbiamo detto cosa ci beve lei con il risotto con la salsiccia. Sicuramente è un vino rosso. Sì, sicuramente. Cosa ci mettiamo? Cosa ama lei? Allora, forse il rosso di Montefalco. Rosso che c'è il Sangiovese e c'è il Montefalco, 50-50. No, è più, penso che il Sangiovese sia la maggior parte, sì. Comunque dopo, Sangiovese... dopo poi chiaramente c'è libertà di dosaggio, ecco, quindi bene. Quindi altre cose ci sono sfuggite? I dolci curiamo molto, tutte le nostre produzioni, il dolce più, insomma, quello che ci contraddistingue è la panna cotta, che variamo, dipende dalla stagione, è sempre servita con un frutto, insomma. Adesso in questo periodo ci sono le fragole, poi quella più che ci contraddistingue è in autunno con i cachi, che è fatta con una composta di cachi e servita con una panna cotta, che è molto apprezzato dai nostri clienti. Ah, ecco, quindi sono due, ecco, quindi una panna contorno, com'è, un certe composto. Sì, c'è una composta e la panna cotta non è sformata allo stampino, ma viene lavorata prima e poi messa nel bicchiere. Come se fosse una panna montata, cioè viene... Sì, è una crema, come fosse una crema, sì. È molto apprezzato. Sì, anche perché poi la Chantilly molte volte ha, come dire, questa versione cremosa della crema piuttosto che solo... La Chantilly serve solamente panna montata. Esatto, dovrebbe essere. Però qualcuno l'ha imbastardita. In Italia infatti. Crema e cosa, però c'è la Chantilly alla crema, poi la Chantilly al cioccolato che serve panna e cioccolato. Esatto. Però l'originale è zucchero a velo e panna montata con zucchero a velo. Come Dio comanda. Poi dopo uno fa le versioni che vuole. Poi semifreddi, facciamo. E la panna cotta che si è fatta, si faceva, forse si fa ancora con la colla di pesce, non so se le risulta anche lei. È una cosa moderna, perché la vera panna cotta viene fatta con l'uovo e la panna e cotta in forno a bassa temperatura, come viene fatto il cotta. Poi è stata forse una necessità dal punto di vista storico, che utilizzando la colla di pesce forse è un procedimento più veloce e si è fatta con la colla di pesce, forse sfruttando quelle che sono le conoscenze della cucina francese, è stata, diciamo, francesizzata e è stata messa. Forse inizialmente si usava anche proprio il pesce, poi è diventata, no, la colla di pesce perché è diventata col maiale, no? La colla di pesce perché viene fatta dalle cartilagini dei pesci, perché sono gelatinose e si riesce a fare la colla di pesce. Adesso è rimasto solo il nome, perché realmente quella che chiamiamo colla di pesce viene fatta con i cartilagini del maiale, del pelle, esatto. cose. Questa è un po' la storia della colla di pesce. Poi ci sono altri gelatificanti, la gara.
che è di origine vegetale, dipende dal mondo a parte del vegetale marino. Sì, e quindi abbiamo fatto l'elenco un po' di tutti questi, insomma, perché lo chef chiaramente vive di questo, infatti lasciamo gli chef in cucina che elaborano tutto quanto e gustiamoci senza scervellarci chiaramente i loro piatti. Quindi ringrazio appunto il nostro chef che già di Stella aveva il nome dell'albergo, ristorante e vineria a cui hanno dato questi fatidici 3 gamberi della guida del Gambero Rosso 2023. Lei da dove era? Roma, Milano, è andato lei a ritirare il premio? Sì, quindi è stato emozionante. Sì, è stata una bellissima esperienza. Anche perché poi c'erano tutti gli altri. Poi c'è anche dei gamberi, dei forchetti, tutti gli altri premiati. Quindi c'è stato un interscambio in questi ultimi mesi, perché io poi chiaramente prontamente ho chiamato nel giorno stesso in cui eravate ancora a Roma e a Milano per ritirare anche per la chiocciola dello Slow Food, quindi il sommelier è andato a Milano, lui è andato a Roma, la signora è rimasta qua a rispondere al telefono al sottoscritto e quindi chiaramente poi tante richieste di interviste, articoli, quindi eccoci qua, dopo Pasqua, 25 aprile, 1 maggio, eccoci qua appunto a parlare appunto con loro. Questa realtà effettivamente come succede poi, e questo è il bello delle nostre inchieste, che effettivamente vengono dati i premi e c'è veramente della sostanza. Ecco, quindi è un premio che insomma ci fa molto piacere che qualcuno lo dice, perché vuol dire che stiamo lavorando molto bene e di andare avanti così. Adesso poi ricordo una volta a Rimini incontrai Bottura che era, mi sembra, 3 stelle Michelin e anche numero 1 50 bestie, cioè adesso cosa puoi fare ancora? E dice, beh, io mi do sempre da fare. In effetti poi è arrivato l'Expo, una serie di cose che stanno andando avanti, tante iniziative e anche per voi. Basta che uno, questo è un punto di partenza, poi si continua sempre su questa strada cioè la nostra filosofia è quella che il cliente stia bene a tavola. Bene. Se venite qui a Stella troverete tra l'altro un quadro con tutti come sono, i desideri, presente i baci Perugina, hanno praticamente un bigliettino con una dedica, esatto, quindi c'è un foglio madre che è stato incorniciato qui fra le varie cose, ci sono bottiglie eccetera eccetera in esposizione, ma anche appunto queste, chiamiamole anche opere d'arte, appunto installazioni. Bene, vi salutiamo qui da Perugia, Casaglia, un comune di Perugia.